Buongiorno a tutti e grazie per essere qui presenti alla presentazione della Digital Showroom. Questo è un evento anche mediatico e so che siete in tanti collegati, ma che rappresenta proprio una novità nel nostro panorama veneto per quanto riguarda la promozione delle nostre imprese all'estero. Qui sostanzialmente diciamo che il virtuale è in presenza ed è proprio attraverso questa ibridizzazione che sta la novità, ma soprattutto perché Digital Showroom, espressione del sistema camerale veneto, è nata in tempo Covid, pensata in tempo Covid, ma sviluppata per il dopo Covid. Spesso sentiamo parlare del cosiddetto new normal per il futuro, ma è evidente che le strutturazioni e le modalità di approccio ai mercati esteri cambieranno, ma cambieranno a un punto tale, e questa è l'idea di Venice Promise, portando avanti un trittico che vede su tre fondamenta il nuovo sviluppo di nuovi modelli. Il primo, la presenza fisica, questa ci sarà sempre e sarà sempre importante per il commercio estero, ma poi in mezzo c'è Digital Showroom, che è una forma ibrida che mette assieme il virtuale e la presenza fisica per poi avere i nostri prodotti online sulle diverse piattaforme. Ecco, è proprio su questi tre fattori che si svilupperanno le nuove attività per il 2021 per quanto riguarda la nostra realtà. Il compito mio è quello anche di annunciarvi chi saranno presenti a questo evento, a partire dal presidente Mario Pozza, che è presidente di Venice Promex e nonché presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, e poi Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, nonché presidente di Padova All SPA, che è l'ente fieristico che ospita gli uffici e che ospita la nostra realizzazione Digital Showroom. E poi un doveroso ringraziamento, dati anche gli impegni, abbiamo Cortina che sta lavorando, l'assessore in rappresentanza della Regione Veneto Federico Caner, il quale approfitto anche per ringraziarlo perché stiamo utilizzando dei video della Regione Veneto e che consentono anche ai nostri interlocutori di vedere veramente la qualità e la bellezza della nostra regione. Poi abbiamo dei collegamenti con i nostri partner di rete e cominciamo con Giampaolo Bruno, che è il direttore dell'ufficio ICE di Pechino, al quale seguire Giacomo Rabiso, che è il segretario della Camera di Commercio di Singapore, che poi ha competenza anche per la Malesia e per l'Indonesia, e poi con il presidente Alberto Milani dell'Italy American Chamber of Commerce di New York, che ci collega e che devo anche ringraziare perché la levataccia che ha fatto questa mattina per essere con noi è veramente importante. Ecco, ovviamente per chi è collegato mi fa piacere dire che qui in sala ci sono anche dei graditissimi ospiti che hanno voluto onorarci con la loro presenza, a partire da Leopoldo Destro, presidente dell'Industria Veneto Centro, accompagnato da Alessandra Pollin, che è vicepresidente con delega all'internazionalizzazione, il segretario della Camera di Commercio di Treviso, Romano Tiozzi, il segretario della Camera di Commercio e dell'Union Camere, segretario di Padova, Roberto Crosta, Massimo Bressan, che è il presidente della Coldiretti, nonché membro della Giunta della Camera di Commercio, e poi Roberto Boschetto, che è il presidente della Confartigianato del Veneto e nonché componente del Consiglio di amministrazione di Venice Promex, e Patrizio Bertin, che è presidente della Confcommercio regionale Veneto. Ecco, io non voglio togliere ulteriormente spazio e a questo punto direi senz'altro di dare la parola per i saluti introduttivi al presidente di Venice Promex, Mario Pozza. Grazie, buongiorno a tutti. Mi accodo ai saluti che ha fatto il direttore Conzato, ai presenti e a quelli che sono collegati tramite il web. Direi che è motivo di soddisfazione da parte mia come presidente di Venice Promex, ma anche come presidente di Unioncamere Veneto, dare il via a questa sfida, a questo importante strumento. Direi al giorno d'oggi che è uno strumento strategico per promuovere le nostre aziende, soprattutto la tipologia delle piccole imprese, delle piccole e medie imprese. La competizione è forte, proprio oggi c'è sulla stampa un articolo che parla che per i prossimi anni la sfida la si vincerà solamente chi avrà uno strumento come quello che oggi presentiamo. E credo che, come ha detto Franco Conzato, il sistema camerale ha guardato molto in avanti. Non a caso nasce in fiera a Padova, dove ci dovrebbero essere le fiere, però a causa della pandemia tutto si è bloccato, però con questo strumento noi diamo una opportunità alle nostre imprese di presentarsi in tutto il mondo. Abbiamo messo in campo le nostre camere di commercio italiane all'estero, quindi tutta la rete camerale, le associazioni di categoria, importante anello di collegamento tra un'istituzione come le camere di commercio e il mondo delle imprese.
sappiamo quanto sono legate le nostre imprese alle nostre associazioni e questo sarà sicuramente motivo di promuovere questo strumento, che sarà gratuito per il primo anno per tutte quelle imprese che vorranno presentare i propri prodotti, che vorranno interfacciarsi con i propri buyers, e quindi direi stiamo guardando su un strumento che è nuovo sicuramente, ma però che è strategico, vitale per la competizione internazionale. Il Veneto esporta il 50% della propria produzione. Assieme al turismo siamo, direi, una delle regioni, assieme al turismo che occupa l'altro 50%, siamo la seconda, la terza regione a volte per esportazione in Italia, e quindi non potevamo non dotarci di questo strumento. Le Camere di Commercio venete hanno investito tramite Venice Promes su questa tecnologia. Sapremo sicuramente mettere in campo le professionalità e le competenze che ci sono all'interno della nostra agenzia, assieme alla Regione Veneto. Va il mio ringraziamento all'assessore Caner, che è presente non fisicamente oggi qui, perché sappiamo ci sono i campionati mondiali di sci, una vetrina molto importante, perché non c'è solo turismo, ma tutto quello che è legato allo sport system, alle tecnologie, che queste imprese di questo territorio sono leader a livello mondiale, e quindi doveva essere a Cortina. Però la Regione ci è a fianco. Voi sapete che la Regione, tramite gli accordi che abbiamo messo in campo, dà questa disponibilità di promuovere i prodotti, le aziende italiane, con il marchio The Land of Venice. Venezia è conosciuta in tutto il mondo. Il Veneto, grazie a Venezia, grazie alla capacità dei nostri imprenditori, è uno dei protagonisti a livello internazionale e mondiale per quanto riguarda il settore del manifatturiero, il Made in Italy. Continuiamo su questa strada e vinceremo la pandemia, vinceremo sicuramente questa sfida, perché siamo in una regione che ha una sua vitalità, che ha saputo sempre riprendersi. Il modello nord-est non è finito, il nord-est non è finito. Grazie a cosa? Grazie a questa rete tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo dell'impresa, regione e soprattutto ovviamente a chi? A voi imprenditori. Quindi io mi auguro che tutti quanti sappiate cogliere questa opportunità, e credo che i media ci daranno una mano, perché un evento così è un evento a livello nazionale, e credo che questo evento meriti quello spazio che sicuramente, visto il parterre di giornalisti che c'è oggi, sicuramente ci aiuteranno a diffondere. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie Presidente Pozza per il suo intervento, e proprio mi riallaccio alle ultime parole proposte dal Presidente quando parla di squadra, mondo delle associazioni di categoria, enti economici, sistema camerale, e questo mi sembra che sia proprio nelle corde del Presidente Antonio Santoconno che invito, perché questo è stato un po', diciamo, il leitmotiv della sua presidenza della Camera di Commercio di Padova, e non solo, ma anche in qualità di Presidente di Padova All SPA. Quindi invito il Presidente Antonio Santoconno per un saluto. Grazie Franco. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza qui. Anch'io mi accodo ai saluti di Franco e di Mario Pozza, a tutti i presenti in fisico e anche in remoto. Un particolare ringraziamento ovviamente all'assessore Canere e alla Regione Veneto, che è sempre stata nostra sostenitrice in eventi di questo tipo. Io non posso ripetere quello che han detto chi già mi ha preceduto, salvo ricordare che questo è un bel modo di raccontare verso l'esterno, ma soprattutto al mondo delle imprese del nostro territorio e anche della nostra regione, quella che è una sfida che abbiamo iniziato qualche tempo fa, quando abbiamo deciso, d'intesa con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e quella Camera di Commercio di Padova, di riunirci in questa che oggi abbiamo denominato Venice Promex, che è una struttura per l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Siamo anche in attesa che i colleghi delle Camere di Vicenza e di Verona anche loro valutino la possibilità di intervenire all'interno di questo contesto, e siamo sicuri che l'iniziativa avrà il successo che merita. Innanzitutto per le capacità del suo direttore Franco Conzato, già dimostrate in passato quando è stato responsabile della struttura di promozione della Camera di Padova,
Padova, ma soprattutto per questa sua caparbia volontà di arrivare a questo obiettivo, che è stato quello di oggi, di presentare questa vetrina elettronica per rappresentare i nostri prodotti verso l'esterno. Perché la prospettiva è molto buona, perché tutti spesso hanno fatto notare come l'utilizzo dello smart working ha avuto un'impennata per la quale ci sarebbero voluti degli anni in tempi normali. Stiamo parlando di 500.000 persone pre-Covid, 8 milioni di persone post-Covid. Ci sarebbero voluti 10 anni per poter arrivare a questo, eppure ci siamo arrivati in un attimo e senza neanche grandi rivoluzioni, e soprattutto con un'accettazione da parte dei fruitori di altissimo livello. Alla stessa maniera noi siamo convinti che strumenti come questi potranno sicuramente essere utilizzati e con grandissima velocità e con dei tempi di utilizzo diversi rispetto a quello che una volta avremmo potuto prospettare. Perché? Perché c'è un'emergenza, e proprio perché c'è questa emergenza noi dobbiamo pensare a utilizzare tutti gli strumenti per sostenere la competitività delle nostre imprese. Questa è sicuramente una grande opportunità che, come ha ricordato il Presidente Pozza, per il primo anno sarà gratuita per tutte le imprese del nostro territorio, e che soprattutto siamo certi ne farà gemmare e ne altre. Chiudo anche con un piacere nel ricordare che qui siamo nell'ambito della fiera di Padova, e devo dire che è uno dei settori che è stato maggiormente colpito da questa pandemia. Le fiere in realtà sono state sempre un grande strumento di rappresentazione del territorio verso l'esterno, ma non soltanto verso l'esterno a livello nazionale, ma anche verso l'esterno interno a livello internazionale. Il non poter continuare a sviluppare le sue attività espositive ha sicuramente creato una grossa difficoltà, non soltanto di tipo economico, ma anche soprattutto di mission. E quindi dovrà essere ripensato il mondo delle fiere. Lo stiamo già ripensando insieme, in collaborazione con la Regione, in collaborazione con gli altri enti fieristici del nostro territorio, e dovremo fare un uso sempre maggiore di questi strumenti, anche perché, come abbiamo visto, i fruitori lo apprezzano in maniera tale da qualche volta pensare della non necessità di rappresentazione di questo tipo in forma fisica. Quindi questa anche speriamo che sia una ripartenza non soltanto per le imprese del territorio, che sia una ripartenza anche per le fiere della nostra regione, fiere che soprattutto hanno avuto molto da dire fino a questo momento, e speriamo che possano continuare a darlo, proprio anche usufruendo e mettendo a disposizione studi come quello che abbiamo messo a disposizione insieme con la stessa Camera di Commercio per Venice Promex e altre opportunità che ci saranno. Grazie ancora di tutti e speriamo che la cosa vi piaccia. Grazie. Grazie Presidente Santocono per le parole che ha così adoperato, e soprattutto anche per il messaggio che è stato dato, diciamo, per poter portare avanti, diciamo, questa idea della Digital Showroom. Ecco, adesso, come avete visto, è cambiata la grafica, perché adesso cominciamo ad avere dei collegamenti diciamo, con i nostri ospiti, e diciamo dal primo, che è già stato citato dal Presidente Santocono, per l'appunto l'assessore regionale Federico Canera, al quale anch'io esprimo, diciamo, i ringraziamenti per l'assistenza e anche per la vicinanza che ci ha dato anche con la sua presenza oggi a questo evento. Lo ringrazio nuovamente perché ci siamo appropriati dei video della regione che avete avuto modo di vedere dietro di voi, e quindi abbiamo fatto un po' di promozione, e direi che questo è sicuramente un buon segnale. Quindi io ringrazio ancora della presenza dell'assessore Federico Canera e gli cedo volentieri la parola. Grazie, buongiorno a tutti, credo che mi sentiate perché il microfono è aperto. Perfetto. Innanzitutto permettetemi di ringraziare il direttore Franco Conzato, che sta egregiamente moderando questo incontro, e poi ovviamente il Presidente Mario Pozza e il Presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono. Ovviamente saluto anche gli altri relatori che interverranno dopo di me. Le immagini non è che così ve le abbiamo prestate, le immagini sono le immagini del Veneto, e a noi fa stragrande piacere che tutti le possano utilizzare, anzi secondo noi è un piacere e un dovere, perché si tratta di promuovere il Veneto. Quindi sono io in questo caso che ringrazio voi per l'attenzione e per averci chiesto anche questi video.
Fare della crisi un'occasione di crescita, questo penso sia l'aspetto un po' più importante che oggi discutiamo grazie anche alla vostra iniziativa. Quindi questo progetto dimostra quanto il nostro territorio sia in grado di fare rete mettendo insieme diversi soggetti deputati alla promozione e ovviamente alla internazionalizzazione. Oggi il ricorso al digitale non è più un'opzione, ma è la strada maestra. I segnali di ripresa e di un allentamento, diciamo, dell'epidemia ci sono, ma è evidente che davanti a noi c'è molta incertezza. Ecco perché riteniamo fondamentale per la nostra regione essere presente attraverso queste iniziative, puntando a far vivere le bellezze del Veneto già attraverso lo schermo. In questo modo il marchio Veneto, The Land of Venice, che oggi con i mondiali di sci alpino sta avendo una visibilità fortissima, potrà essere conosciuto e riconosciuto anche a New York e Singapore, quindi ringrazio anche appunto chi si è collegato a tal proposito. Ci teniamo poi che in tutti gli uffici ICE, quindi l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'internazionalizzazione delle imprese, sia visibile il marchio The Land of Venice, perché questo marchio è un marchio che non ha soltanto una promozione turistica, ma è un marchio che identifica un territorio. Quindi anche tutte le imprese che fanno internazionalizzazione, che fanno commercio estero, devono, secondo noi, avere questo marchio appresso, sfruttando quello che è il nome in senso buono di Venezia, e quindi far capire che dietro a Venezia c'è un territorio, il Veneto, che ha delle capacità, che ha delle eccellenze che non sono solo turistiche, ma che sono appunto anche artigianali, industriali. Quindi la nostra volontà è far sì che questo brand Veneto, The Land of Venice, sia riconosciuto ovunque. Noi stiamo facendo anche un lavoro adesso tra agricoltura e turismo per far sì che anche i prodotti tipici veneti vengano marchiati con questo marchio, con questo brand della regione Veneto, no? E quindi chiedo anche a voi da questo punto di vista di andare in questa direzione anche quando portiamo le nostre aziende all'estero, indipendentemente da cosa producano e da cosa vadano a commercializzare. Per quanto riguarda invece proprio l'aspetto, diciamo, della direzione turismo, anche se oggi parliamo molto ovviamente di commercio estero e internazionalizzazione, credo si possa tenere presente ed evidenziare la collaborazione tra la Regione e Union Camere Veneto con l'iniziativa annuale Digital Tourism, per l'innovazione, per le imprese e per l'innovazione anche delle destinazioni. In tal senso siamo molto impegnati per favorire l'utilizzo del DMS, che è il Destination Management System regionale, per organizzare l'offerta turistica delle destinazioni anche sul digitale, e recentemente abbiamo chiuso con ottimi risultati il bando per la digitalizzazione delle strutture ricettive attraverso un voucher del 100% per un importo per impresa di 6.000 euro. È andato a ruba, quindi questo dimostra che la voglia delle imprese di innovarsi in Veneto per fortuna c'è. Quindi io, nel chiudere, perché altrimenti rischio di essere anche troppo lungo e prolisso, vi ringrazio di questa splendida iniziativa che va assolutamente nella direzione auspicata. Prima sentivo parlare di fiere, alle fiere noi ci saremo, vogliamo fare il sistema. Oggi le fiere verranno gestite con questi strumenti ovviamente tecnologici, in attesa della possibilità di rivederci di persona. Credo però che la pandemia da questo punto di vista ci abbia fatto fare un salto di più importante, e quindi tutto il tema dell'uso delle tecnologie dovrà sempre e comunque essere tenuto ben presente. Grazie a tutti e voi dell'attenzione. Grazie Assessore dell'intervento e per le belle parole che ha adoperato. Sicuramente noi siamo a fianco al Land of Venice, quindi diciamo volentieri ci facciamo parte diligente per promuoverlo in giro. Bene, ringrazio ancora l'Assessore e ecco, mi corre l'obbligo anche di dire che si sono aggiunte anche un altro paio di persone qui in presenza, il che ci fa veramente piacere. L'Assessore della provincia di Vicenza De Marzo, che è qui presente con noi, quindi è di buon auspicio anche con i saluti che sono stati fatti prima dai Presidente Pozza e da Sottocono, e poi Elio Maria Nerducci, che è il segretario della Camera di Commercio italiana in Germania di Francoforte, quindi vuol dire, insomma, è un bel inizio.
Saluto l'assessore e apriamo, diciamo, una finestra, fra virgolette, nel mondo. È stata citata prima e vedete, abbiamo già nello schermo Giampaolo Bruno, che è direttore dell'ufficio ICE di Pechino, che ovviamente ringrazio per la sua presenza e disponibilità. E qua, Giampaolo, consentimi una battuta, è proprio il Capodanno cinese oggi, è l'anno del bufalo. L'anno del bufalo vuol dire determinazione, affidabilità e serietà. Beh, se queste non sono le premesse migliori per partire a inaugurare la Digital Showroom nel rapporto con la Cina, direi che ci siamo. Io ti ringrazio nuovamente e ti cedo la parola. Grazie ancora. Grazie a tutti, un cordiale saluto a tutti i partecipanti. Sono Giampaolo Bruno, direttore dell'ufficio ICE di Pechino e coordinatore della rete degli uffici ICE in Cina e Mongolia, e desidero ringraziare calorosamente la nuova realtà camerale che è questa joint venture virtuosa tra il sistema camerale veneto, per avermi invitato, e sono molto onorato di poter partecipare. E Signang Kwaile, buon anno a tutti. Questo è il Capodanno cinese, come ha già ricordato Franco, nell'ambito dell'astrologia cinese, che distingue un ciclo di 12 anni. Questo è il secondo del ciclo, è dedicato al bue, che è nella simbologia cinese è un simbolo di prosperità, forza d'animo, ma soprattutto riscatto dai momenti difficili, e quindi ritengo che sia un ottimo auspicio per questa iniziativa di Digital Showroom, che vuole appunto rappresentare questo concetto. Ho l'onore di aver sperimentato un lungo sodalizio professionale con le realtà venete, con il sistema camerale veneto, con le imprese venete, nella mia, ahimè, abbastanza lunga carriera professionale. Ricordo appunto le prime esperienze di interazione in Sudafrica, addirittura nel 2004, e poi sono proseguite anche con l'ufficio di Dubai, in Oman e in molte altre esperienze insieme. E quindi volevo sicuramente rappresentare l'estrema disponibilità dei nostri uffici. Ricordo che in Cina continentale abbiamo 4 uffici coordinati dall'ufficio di Pechino. Oltre Pechino c'è Shanghai, Canton e Hong Kong, e quindi siamo assolutamente disponibili per mettere a frutto questa Digital Showroom a favore degli imprenditori veneti e dei loro processi di internazionalizzazione su questo mercato, che presenta al momento delle fantastiche opportunità, ma è anche un mercato molto complesso, come ben sapete, e che quindi va affrontato in modo strutturato, e sicuramente le nostre strutture possono fornire un supporto, un valore aggiunto per i processi di internazionalizzazione del sistema veneto, del sistema imprenditoriale veneto. Quindi i migliori auguri. Termino con un concetto che è già stato sollevato dall'assessore Caner. In Cina il termine crisi in cinese si dice Weizi, che praticamente vuol dire crisi, ma è in effetti un ossimoro, è composto da 2 parole. Vuol dire da un lato pericolo, dall'altro lato opportunità. Ovviamente siamo in una situazione diciamo difficile, stiamo trascorrendo tutti un anno molto difficile, lo è stato per tutti noi, ma sicuramente da queste situazioni si possono cogliere gli elementi di opportunità, e questa della Digital Showroom sicuramente rappresenta un ponte ideale digitale tra il sistema veneto e il mondo, e sicuramente sarà foriero di grandi successi imprenditoriali per le imprese del Veneto. Vi ringrazio per l'attenzione e ancora auguri e complimenti per questo interessante progetto. Grazie.
Grazie Giampaolo dell'intervento e sono certo che avremo modo di lavorare assieme già in quest'anno proprio proseguendo diciamo, queste attività. E adesso passiamo la parola. Ci spostiamo un attimo dalla Cina e andiamo verso Singapore, dove abbiamo appunto il segretario della Camera di Commercio italiana in Singapore, che è Giacomo Marabiso, che ha anche le competenze diciamo, sull'area, non solo diciamo, quella di Singapore di per sé stesso, ma anche la Malesia e l'Indonesia. Ecco, anche questa altra realtà molto importante, con la quale, come avveniva prima, citato da Giampaolo, abbiamo avuto già delle collaborazioni e quindi diciamo, andremo a proseguire questo tipo di attività. Quindi adesso stiamo attendendo, è il bello della diretta, attendiamo come fanno per televisione, attendiamo il collegamento con Singapore, eccolo qua. E quindi carissimo Giacomo, allora io darei subito a te la parola, se non prima dicendo una cosa che mi fa piacere dopo l'intervento di Giampaolo e prima di dare la parola a Giacomo. Vedete, la Digital Showroom è sì un aspetto tecnologico, ma la forza è la rete, gli uomini e le donne, perché alla fine questa fa la differenza ed è il senso del virtuale che si fa presenza ed è proprio quello di avere questa rete che Venice Promise è in grado di mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale veneto, che è fatto di uomini e di donne che oggi abbiamo anche la fortuna e l'opportunità di vedere tutti assieme. Quindi caro Giacomo, do la parola a te. Grazie. Grazie Franco. A nome del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio, dello staff della Camera, ringrazio l'assessore Pozza, il presidente Santocono, il direttore Pozzato. La nostra Camera vanta un rapporto storico con le Camere di Commercio del Veneto e con gli enti di internazionalizzazione della Regione Veneto. Abbiamo sviluppato diversi progetti sia a Singapore sia appunto, come è stato ricordato, anche in Malesia e in Indonesia. L'idea di creare il Digital Showroom risponde perfettamente alle esigenze che la crisi Covid ha creato ed è in linea con il new normal che dovremo affrontare. Dare la possibilità alle aziende del territorio di raggiungere i mercati più lontani, ma molto spesso anche quelli più promettenti per gli anni a venire con un sistema digitale, non è solo un ottimo servizio per le aziende, ma è anche sicuramente un modo per comunicare all'estero l'innovazione del nostro territorio. Ad oggi credo sia chiaro che passata la crisi Covid l'area asiatica sarà la prima a ripartire e già in questa parte del mondo vediamo forti segnali di ripartenza. Nel sud-est asiatico, nell'area ASEAN, contiamo 600 milioni di abitanti, una popolazione giovane, PIL in crescita. Alcuni paesi come il Vietnam anche nel 2020 hanno comunque registrato un PIL positivo e Singapore su quest'area rappresenta l'hub strategico per entrare in questi paesi. Tutti questi paesi contano giovani, dinamici e sono soprattutto paesi molto aperti all'innovazione. Pertanto sicuramente tutte le controparti locali accoglieranno al meglio questo progetto. Sia come segretario generale della Camera di Singapore, ma anche come rappresentante degli 82 segretari generali delle Camere di Commercio italiane all'estero, ma anche come padovano, quindi sono molto felice di poter collaborare in futuro su questo progetto. Ringrazio ancora il direttore Conzato e Venice Promise per questo invito. Grazie e buon lavoro a tutti quanti. Ci consentono, ecco, chiedo scusa, avevamo non acceso il microfono, quindi ripeto, ti ringrazio per l'intervento che hai fatto proprio a nome del sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero, che noi li riteniamo assieme agli uffici ICE, come ben sai, diciamo, i nostri presidi, i nostri ambasciatori all'estero, e siamo certi che nel 2021 ci sarà veramente grande lavoro. A questo punto ci spostiamo dall'altra parte del mondo, rinnovando il ringraziamento ad Alberto Milani, presidente dell'Italian American Chamber of Commerce, perché si è alzato un po' prestino e quindi devo veramente ringraziarti, perché insomma è notte fonda e quindi di questo diciamo ti ringrazio. E quindi nel dare la parola, ecco, mi riallaccio a un discorso che ho fatto all'inizio, poi lo capirete anche perché. Parlavamo di un trittico: la presenza sarà sempre necessaria,
una situazione come la nostra, di un cuore pulsante come il Digital Showroom, sarà sempre importante, ma poi dobbiamo passare all'online e quindi mantenere la famosa terza gamba, e magari qui con Alberto Milani poi avremo modo di sentirne parlare. Quindi io, Alberto, ti darei la parola, e ringraziandoti ancora per la presenza, vista proprio anche l'orario che ho adesso in questo momento a New York. Grazie ancora, a te la parola. Grazie a te Franco, a Mario, di averci avuto. Allora, non ripetendo quello che è già stato detto, noi attraverso le camere di commercio all'estero rappresentiamo quello che storicamente si definisce l'ultimo miglio, cioè la connessione con le aziende, la messa a terra alle aziende. Diciamo sempre che c'è una missione di accompagnamento all'estero, ma anche poi aiutare le aziende a rimanere all'estero, no? Perché non è soltanto un lavoro di introduzione, ma un lavoro poi di continuità. Quindi io credo che quello che abbiamo messo insieme oggi è in realtà un modello di business ideale per il futuro del sistema italiano, direi, all'estero. Quindi da una parte la qualità del lavoro che starei facendo con la tecnologia disponibile oggi come punto di raccolta delle esigenze delle aziende venete. Poi abbiamo dall'altra parte un lavoro che l'ICE può fare di promozione in generale del sistema e dei vari settori merceologici, e poi c'è la necessità, come ti dicevo, dell'appoggio camerale. L'appoggio camerale va poi se vuoi, a riempire l'esigenza dell'azienda, che ha sempre un'esigenza di personalizzare il servizio, di cercare di presentarsi con le varie specificità del settore e dell'azienda propria, ma anche quella di essere una presenza costante all'estero. Quindi quello che noi abbiamo messo insieme con una nostra piattaforma che si chiama Piazza Italia, con la quale abbiamo già lavorato già da marzo, devo dirti, dell'anno scorso con Mario Pozza. È un sistema unico che nessun altro ha, è una piattaforma digitale di proprietà delle camere dell'area nordamericana, quindi Canada, Messico e Stati Uniti, e che dà la possibilità di personalizzare l'offerta, creare un proprio ufficio, creare sia un ufficio virtuale che un ufficio fisico all'interno delle camere, e quindi direi che ha tutte le caratteristiche per poter fare bene. Possiamo collegarci attraverso la nostra camera sia su un B2B virtuale fino a 50 persone, sia un B2C più allargato fino a 500 persone, con eventi anche dal vivo. Quindi Piazza Italia verrà presentata attraverso le ambasciate locali e istituzionali nelle prossime settimane. Saluto tutti e concludo con una cosa che ho imparato ieri, cioè riguardo Venezia, non solo conosciuta come la Serenissima, questo che l'avevo sentito, non avevo mai sentito la Dominante, no? Come un altro soprannome di Venezia. Io direi che è il momento di riprendere lo splendore, di ripartire da Venezia come simbolo del Land of Venice, come diceva Mario e Franco prima, per portare le nostre eccellenze all'estero. Quindi saluto tutti e vi ringrazio, e spero di conoscervi presto fisicamente e di vedere il vostro centro tecnologico a Padova. Grazie Franco.
Ebbene, grazie all'intervento di Alberto Milani, e come avete avuto modo di vedere abbiamo visto la famosa terza gamba, cioè la possibilità dopo la presenza e dopo Digital Showroom quello di poter essere presenti online con i prodotti in modo virtuale. Quindi rinnovo il ringraziamento per il suo intervento e approfitto, ecco, dicevamo prima che tra i presenti qui con noi c'è anche il segretario della Camera di Commercio di Francoforte, allora io direi di approfittarne per un breve saluto, e in modo tale che è stato anche annunciato da Giacomo Marabiso, che come sapete è il coordinatore dei segretari della Camera di Commercio, e così con Elio Maria Narducci abbiamo anche l'Europa, perché fin prima abbiamo fatto Indonesia, abbiamo fatto Stati Uniti, abbiamo fatto Cina e adesso anche un pezzo di Europa, direi un pezzo di Europa importante che è la Germania. Prego Elio. E mi fa molto piacere essere qui oggi, caro Assessore, gentili Presidenti, colleghi, ospiti, e sono qui anche a rappresentare quello che è il momento dell'interscambio commerciale con la Germania, che è da sempre il primo partner commerciale del Veneto, e questa iniziativa di oggi è sicuramente un unicum nel panorama delle iniziative all'internazionalizzazione con cui noi lavoriamo tutti i giorni. Vi voglio portare quello che secondo me è un punto essenziale. In questo momento il lockdown duro in Germania si estenderà fino a marzo inoltrato, le fiere hanno già dichiarato che saranno chiuse fino a dopo l'estate, quindi questo significa che l'internazionalizzazione non si ferma, le aziende hanno bisogno di esportare, in qualche modo bisognerà farlo. Questa possibilità di venire qui, poter realizzare dei video, avere del materiale grafico è sempre più importante dal punto di vista anche dell'internazionalizzazione con la Germania, che le aziende abbiano un catalogo dei servizi o dei prodotti digitalizzato, che si abbiano dei video aziendali per presentare la propria azienda, e questa realtà non finirà con la fine del Covid. Tutte le fiere tedesche hanno già dichiarato che dopo il Covid le manifestazioni saranno sia virtuali che in presenza fisica. Questo per facilitare gli incontri, per realizzarne di più, per essere più efficienti anche poi nella parte di relazione e di B2B. Quindi questa realizzazione che c'è qui a Padova è un'esperienza importante. Io spero che gli imprenditori colgano l'occasione. Le piccole e medie imprese, da quello che ho capito, avranno anche la possibilità di sfruttare la gratuità almeno per un certo periodo, quindi vi invito veramente a venire a provare questa esperienza. Noi Camere di Commercio ci siamo, le camere più vicine come la mia cercano di essere presenti anche in Italia in questo momento e dare tutte le informazioni e essere punto di riferimento, quindi contattateci, contattate i colleghi di Venice Promex e insomma in bocca al lupo e spero di vedervi presto. Grazie Elio per le parole e per la disponibilità anche da parte della Camera di Commercio italiana in Germania. Ecco, non mi rimane, siamo perfetti, siamo quasi come i tedeschi nei tempi che ci eravamo dati, quindi siamo giunti al termine di questa conferenza stampa. Mi corre l'obbligo ovviamente di ringraziare tutti coloro che si sono collegati, in modo particolare l'assessore Canere per la disponibilità della Regione Veneto di lavorare assieme, ma poi anche chi è venuto fisicamente qui presente, non ripeto i nomi che ho citato all'inizio, ma anche questa dimostrazione dell'interesse e della volontà di collaborare. Quando noi, e concludo, dicevamo prima il virtuale in presenza e la rete degli uomini e delle donne, io penso che l'elemento di forza di questa Digital Showroom sia che il sistema camerale nel suo complesso, a partire dal Veneto, si mette assieme, il nostro sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero, i nostri uffici ICE. Sicuramente, ecco, ve lo possiamo anticipare, ne parlavo prima con i presidenti Pozza e Santocono, lanceremo poi un trail di promozione di questa realtà a seguito della conferenza stampa. Come è già stato detto, invitiamo tutte le associazioni di categoria a coordinarsi, a lavorare assieme a noi per far passare questo messaggio alle imprese, perché per il 2021, fino a esaurimento dei fondi chiaramente, questa opportunità viene data assolutamente in modo gratuito alle imprese, e direi che questo è un segnale tangibile, diciamo, di vicinanza al nostro sistema economico. È stato detto prima dal collega Giampaolo, in Cina ogni crisi è un'opportunità, noi pensiamo con Digital Showroom di aver colto questo tipo di opportunità. Ringrazio ancora tutti quanti e ovviamente vi invito a venire anche in presenza a vedere gli studi qui presso Padova Hall a Padova. Grazie ancora e buona giornata a tutti.